Ecco, lei conosce molto bene il mercato anche mondiale agricolo. Oggi si parla di dialogo oltreoceano. Abbiamo chiesto a altri interlocutori, è occasione o un problema? Ma guardi, io ho intitolato la mia relazione, e prima di tutto ringrazio Confagricoltura per l'invito, perché è sempre un piacere venire a parlare di certi argomenti che sono anche abbastanza scottanti, direi. Nella mia relazione il titolo è un'opportunità o la fine dell'agricoltura europea. Non è difficile, non è facile rispondere, anzi oserei dire è difficile rispondere a una domanda del genere, perché molti sono i fattori che sono coinvolti in questo accordo potenziale tra Unione Europea e Mercosur. È logico che c'è una questione di competitività, ma anche di opportunità. Cioè le nostre aziende sono sicuramente molto meno competitive rispetto a quelle brasiliane e argentine, ma sicuramente ci sono molte opportunità anche in altri settori, perché l'accordo, ricordo, non riguarda solo l'agricoltura è una delle parti interessate, ma riguarda anche l'industria chimica, farmaceutica, dell'automotive, per cui è un approccio multidisciplinare e va visto in un insieme. È logico che ci vogliono anche delle clausole di salvaguardia per le aziende europee, perché sicuramente alcuni settori verranno sfavoriti ed altri verranno favoriti. E mi spiego meglio. Per quanto riguarda l'agricoltura, sicuramente il settore della carne bovina e carne di pollo, potrebbe essere fortemente ridimensionato a causa della competitività, ma ci sono altri settori che costituiscono un'opportunità. Parliamo del vino, parliamo del settore zucchero no, ma formaggi ad esempio. Ad esempio negli accordi ci sono anche delle clausole di salvaguardia per le IGP e le DOP, quindi un maggior rispetto delle IGP e delle DOP, quindi è un approccio che deve essere visto in un complesso. È logico, ripeto, che bisogna prevedere anche gli eventuali impatti negativi per mantenere, diciamo, la produzione anche in Europa di quei settori che verranno toccati. Ecco, in una serie così ampia di problematiche e di cose da risolvere, l'Europa come si colloca? O meglio, L'Europa Bruxelles? Bruxelles nel complesso è assolutamente favorevole, sicuramente favorevole, perché vede l'approccio complessivo, quindi nel complesso c'è un saldo positivo a livello proprio monetario, tra diciamo, gli effetti negativi e positivi c'è più un saldo positivo. È logico che l'agricoltura purtroppo è il settore che probabilmente verrà toccato in maniera più rilevante e in quei settori che appunto ho appena E citato. da Bruxelles vi sentite abbastanza protetti e sentiti e ascoltati? No, assolutamente, no, perché non ci si sente assolutamente protetti e oggi farò vedere anche come il Green Deal è stata presa una decisione sul Green Deal che sta danneggiando fortemente, ad esempio, lo sappiamo bene, tutto il settore delle automobili attraverso l'import delle macchine elettriche dalla Cina, e quindi non ci si sente assolutamente protetti perché spesso queste decisioni non sono precedute da opportune valutazioni di impatto e decisioni riguardanti le cosiddette clausole di salvaguardia dei settori.